Sì, ci piace in questo periodo storico in modo particolare far conoscere tanti esempi virtuosi di persone che hanno dedicato la loro vita a delle attività, a delle passioni, comunque certamente hanno fatto tanto bene alla nostra comunità e lo dicevo, non sono premi alla carriera ma è un'ulteriore richiesta di responsabilità di essere dei fari per le comunità. Al di là delle specifiche capacità di ognuno, tutti loro mettono in campo dei valori straordinari che li rendono delle persone meritevoli di questo riconoscimento cittadino, di questa benemerenza. Quindi io li ringrazio, mi fa particolarmente piacere che quest'anno ci sia anche per la prima volta Orizzonte Giovane, che ha premiato Malak, una giovane ragazza impegnata in tanti ambiti, dall'impegno scolastico con la consulta provinciale all'impegno nel mondo dello sport, del volontariato, con la comunità di Sant'Egidio, impegnata nella sua comunità Santa Bona, molto attiva. Insomma, abbiamo bisogno di raccontare belle storie. Ringrazio anche tutti voi per essere qui con i block notes e con le telecamere, perché la comunità ha bisogno di sentire queste storie e gli insigniti giustamente hanno i fari puntati, perché questa è una giornata speciale soprattutto per loro.